Ogni tipologia di dolore, che sia dolore acuto o cronico, è creata dal cervello. Non esiste un centro del dolore, ma piuttosto è l'attività e la sinergia di diverse aree del cervello che, lavorando assieme, creano questa sensazione, questo disagio. Esistono per esempio aree come la corteccia sensoriale o la corteccia prefrontale o l'insula, che gestiscono per esempio l'allerta, il senso di ansia. Varie parti del nostro cervello amministrano o gestiscono differenti aspetti del dolore. Quello che ti interessa però sapere veramente è che se tu agisci su una parte del cervello, quindi su un aspetto del cervello, come per esempio quella dell'ansia, le altre aree vengono influenzate in cascata. Puoi quindi allenare e praticare diverse tecniche per riprocessare proprio il dolore.